Grazie signor Sindaco. Invito il Presidente Milia a prendere la parola. Onorevole Sottosegretario, signor Presidente della Regione, signor Sindaco, signori Presidenti della Fiera della Camera di Commercio, autorità, signore e signori presenti. Devo dire che con grande piacere porto il saluto dell'amministrazione provinciale a questa 59esima edizione della Fiera Internazionale della Sardegna. Lo faccio perché venendo qui stavo un po' pensando, insomma, come sempre capita a chi come me, come noi, tocca spesso di portare dei saluti nel tentativo di dire qualcosa che sia utile, andando oltre quindi il semplice saluto di cortesia. Venendo qui pensavo un po' alla fiera, insomma, e devo dire che questo pensiero, questo tornare indietro mi ha fatto ricordare i tempi in cui ero bambino, ormai i tempi iniziano ad essere tempi un po' lontani. Quando la fiera, io bambino abitavo prima a Nuoro, poi a Sassari, rappresentava, come dire, un punto di riferimento per tutti i sardi, un luogo quasi dove identificarsi, forse anche prima che noi tutti ci identificassimo col Cagliari dello Scudetto, insomma, per intenderci. Ed era visto io allora appunto ero bambino, come il luogo della modernità, il luogo delle novità, il luogo dove la Sardegna entrava in contatto col resto del mondo. Credo che da qui dobbiamo partire nel pensare su noi stessi, di quello che ci è accaduto in tutti questi anni, anche di vicenda autonomistica. L'inizio della fiera coincide con l'inizio della nostra vicenda autonomistica, 1948. Dicevo, dobbiamo farlo nel riflettere e cercare di capire che cosa ci è accaduto in questi lunghi anni. Sicuramente i tempi non sono più quelli di allora. Oggi la modernità è entrata nelle nostre case, nel vivere quotidiano. Anche le cosiddette, tra virgolette, novità consumistiche, oggi nelle nostre famiglie vengono tranquillamente conosciute, prima con gli organi di informazione, poi con la televisione, oggi con l'informatica. Ecco, allora noi dobbiamo chiederci se questi momenti, la Fiera Internazionale della Sardegna, 59 anni, sono ancora dei momenti utili alla nostra terra. Io credo di sì, perché comunque questo rimane e conserva una caratteristica che aveva anche all'inizio, un luogo di confronto, un luogo dove l'esperienza e la vitalità e anche le difficoltà della nostra economia si confrontano. E allora credo che da questo punto di vista noi non dovremmo guardare a tutto quello che accade, che è accaduto negli ultimi anni, come un qualcosa che ci deve, come dire, portare sulla strada dell'arrendevolezza, cioè ritenere che occasioni come queste e esperienze come queste, non avendo più la funzione e il ruolo che avevano all'inizio, oggi non siano più utili. Io credo il contrario, credo che siano utili perché vi è qui una capacità di confronto, di dialogo che secondo me deve essere salvaguardata. Noi certo dobbiamo avere ben chiaro dove vogliamo arrivare, se pensiamo alla nostra economia, al nostro futuro. Spesso ci guardiamo solamente indietro, pensiamo che la nostra identità di sardi sia un qualcosa che sta nelle nostre origini, che sta alle nostre spalle. Io credo, come altri credono, che l'identità di un popolo invece è soprattutto un qualcosa che sta avanti, che ci deve portare
a costruire il nostro futuro. Allora Cagliari, la Sardegna devono ritornare ad essere, come sono stati per lunghi periodi della loro storia, il luogo di dialogo, di confronto, di apertura verso l'esterno, verso altri mercati, verso altre intelligenze, verso altri saperi, verso altre esperienze. Ecco, io credo che da qui noi possiamo partire, anche da qui noi possiamo partire per costruire il nostro futuro. La Fiera Internazionale della Sardegna è tradizionalmente una festa dei sardi. Io da questo punto di vista ringrazio naturalmente il Presidente della Fiera, tutti coloro i quali hanno con lui collaborato nella realizzazione di questa 59esima edizione, e ringrazio anche, perché è giusto farlo, l'ha fatto anche il Sindaco Floris prima, ringraziare chi per tanti anni, negli ultimi anni, ha diretto questo ente, il dottor Garzia, insieme naturalmente ad una persona che è sempre presente. Cambiano i presidenti, ma il direttore rimane sempre lo stesso, che è Benedetto Ezzi, che è una vera e propria anima di questa intrapresa. La fiera è un po' una festa dei sardi, buona festa a tutti e buona fiera a tutti. Grazie.